Un po' di idee ce le abbiamo, non le possiamo anticipare, ma diciamo che stupiremo tutti con effetti speciali. Cortina Milano, le candidate italiane ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026 sono pronte a presentarsi al meglio all'appuntamento con la storia il 24 giugno a Losanna, quando verrà presa la decisione finale del CIO. Qualche anticipazione l'ha già fornita il presidente del CONI Giovanni Malagò in occasione della conference call con le federazioni invernali internazionali. Malagò ha annunciato che sarà realizzato un inno con parole di Mogol e musiche di Ennio Morricone da inserire nel contesto dei 2 filmati di presentazione della candidatura. Ma non solo, il numero 1 dello sport italiano ha confermato che a Losanna a sostenere la candidatura italiana ci saranno grandi campioni del calibro di Arianna Fontana, Sofia Goggia, Michela Moioli, oltre che un testimonial d'eccezione, Alberto Tomba. Per il governatore Zaia, quell'84% di italiani che hanno detto di volere le Olimpiadi rappresenta un valore aggiunto insieme all'organizzazione, al clima, agli hub invernali più importanti a livello internazionale, ha sottolineato Zaia, che poi ha aggiunto: questo è il luogo ideale. Siamo convinti di aver fatto un bel lavoro e soprattutto ne viene fuori questa compattezza. E le regioni, i comuni, il governo, il Presidente della Repubblica, che oggi ho ringraziato ufficialmente nel mio intervento, nel mio speech in inglese, perché per l'endorsement che ha dato alle Olimpiadi e che comunque dà forza al fatto che c'è un sistema paese che si presenta. Durante la conference call Malagò ha anche rivelato che qualora Cortina Milano venissero scelte per ospitare i giochi invernali, su volere del sottosegretario Giorgetti, il presidente del comitato organizzatore sarà lo stesso numero 1 del CONI.